Assumi una posizione comoda. Se sei seduto, assicurati di avere la schiena ben dritta. Se sei sdraiato, fai in modo, se possibile, che ogni parte del corpo sia ben adagiata sul piano su cui si trova. Chiudi gli occhi e fai un bel respiro profondo. Inspira l'aria col naso, la pancia si gonfia. Trattieni il respiro per qualche secondo e butta fuori l'aria con la bocca. Lentamente la pancia si sgonfia. Di nuovo, inspira, trattieni l'aria, espira. Irrigidisci, senza eccessivo sforzo, tutti i muscoli del corpo. Resta in tensione per qualche attimo e rilascia. Ripeti lo stesso procedimento. Irrigidisci, fermo, e rilascia. Concentrati qualche secondo per assaporare questa nuova sensazione di leggerezza dei muscoli. Immagina una carezza che scende dalla tua tempia sinistra lentamente fino al mento, lasciando una piacevole sensazione di tepore. Riproviamo. La carezza parte dalla tempia, è un tocco delicato che scende dolcemente lungo la guancia, lentamente, fino a raggiungere il mento. Ripeti lo stesso procedimento con il lato destro. La carezza parte dalla tempia destra, dolcemente scende lungo la guancia e arriva fino al mento. Ora i due lati del tuo volto sono allo stesso modo rilassati, equilibrati, dolcemente pesanti. Immagina un fondo completamente nero e visualizza un fiore di colore rosso. Osservane i particolari, mentre il fiore rosso ti passa davanti, scorrendo fluido di fronte a te, galleggiando a mezz'aria. Il fiore rosso lentamente passa e va. Adesso visualizzane uno arancio. Sentiti avvolto dal suo colore. Il fiore arancio passa e va. Ne arriva uno giallo, è un giallo carico come il sole. Galleggia, passa e va via. Nel frattempo il nero del fondo che hai immaginato comincia a sfumare all'azzurro, con contorni di verde. Ed ecco che arriva il fiore verde come un prato rigoglioso. Il fondo nero sta sparendo del tutto, adesso riesci a distinguere che i fiori che ti passano davanti stanno galleggiando sulle placide acque di un torrente e tu sei sdraiato sulla riva. E anche il fiore verde passa e va. Un fiore azzurro come il cielo limpido ti passa davanti lentamente, mentre galleggia osserva nelle sfumature dei petali. Il fiore azzurro
passa e va. E subito dopo ne arriva uno indaco, come il cielo di notte, un po' blu e un po' nero. La luce del fiore indaco ti avvolge completamente, poi il fiore esce dal tuo campo visivo per lasciare il posto al fiore violetto in arrivo. Adesso l'ambiente circostante è decisamente più nitido e anche il fiore violetto passa e va. Proprio lì vicino a te c'è un sentiero e in fondo al sentiero c'è una grotta dietro una cascata. Alzati e percorri il sentiero con passo lento ma deciso. Mentre cammini, fai caso all'ambiente circostante. Cosa c'è alla sinistra del sentiero? Cosa vedi? Ci potrebbe essere il mare, ci potrebbe essere una vallata, una montagna. E cosa c'è alla destra del sentiero? Che tempo fa? È giorno? È notte? Fai caso a ogni dettaglio. Nel frattempo hai raggiunto la cascata. Attraversala, lascia che l'acqua ti bagni perché una volta dentro potrai scaldarti davanti al fuoco. Guardati intorno, osserva le pareti della grotta. Se sei già stato qui in una meditazione precedente, osserva se è cambiato qualcosa. Davanti al fuoco c'è il tuo spirito guida che ti aspetta. Raggiungilo e salutalo con un abbraccio. Siediti vicino al fuoco in compagnia del tuo spirito guida e se vuoi prenditi un po' di tempo per stare in sua compagnia, per parlare con lui. Stiamo per fare un viaggio. Alzati e raggiungi la parete opposta all'ingresso della grotta. Dando quindi le spalle alla cascata, infila una mano in tasca. Troverai un gessetto. Usalo per disegnare sul muro la sagoma di una porta. Può avere qualsiasi forma, calcane bene i contorni. Ti accorgerai che ripassandovi il gessetto, questa porta si modellerà assumendo il colore e la consistenza che tu vorrai darle. Man mano che ripassi il gessetto, la cornice diventerà di legno, di ferro, di cristallo. La superficie cambierà secondo i tuoi gusti. Potrebbe essere anche fatta di acqua. In questa dimensione non ci sono limiti. Prenditi il tempo che ti occorre.
Quando avrai finito, con un semplice tocco, la porta si aprirà. Oltrepassala in compagnia del tuo spirito guida. Lui sarà con te per l'intera durata del viaggio. Al di là della porta c'è un grande prato. Richiudi la porta alle tue spalle. Comincia a camminare. In fondo puoi scorgere una grande siepe con un cancello chiuso nel mezzo. Nel frattempo fai caso ai particolari. Che piante vedi? E di che colore? Qui potrebbero esserci anche piante sconosciute nel mondo reale. In questa dimensione tutto è possibile. Raggiungi il cancello. Questo è il cancello del giardino del passato. Il tuo spirito guida ti darà la chiave per aprirlo. Usala, oltrepassa la soglia insieme al tuo amico, richiudi il cancello alle tue spalle e restituisci la chiave. C'è un sentiero in mezzo al giardino. Percorrilo e ricordati di non lasciarlo mai per nessun motivo. Resta sempre sul sentiero. Osserva fatti, luoghi e persone dal sentiero, mentre lo percorri con passo lento e deciso. Sei sempre col tuo spirito guida e non potrà accaderti nulla di male. Questo, come ti ho già detto, è il giardino del passato, quindi tutto ciò che vedrai qui è già accaduto e non può più nuocerti. Limitati a osservare tutto con distacco. Il sentiero porta ad un altro cancello, il cancello del giardino del presente. Chiedi la chiave al tuo amico, apri, varca la soglia e richiudi il cancello alle tue spalle. Riconsegna la chiave al tuo spirito guida e procedi sempre con passo lento ma sicuro. Non dare per scontato il tuo presente, perché qui hai adesso la possibilità di osservare eventi, luoghi e persone da più angolazioni. La possibilità quindi di renderti conto di eventuali aspetti della tua vita che attualmente ti sfuggono. Sei libero di camminare dove vuoi, puoi anche lasciare il sentiero per osservare tutto da vicino. Prenditi il tempo che ti serve, senza fretta. Cammina sempre in compagnia del tuo spirito guida, sei al sicuro. Se qualcosa non ti è chiara, chiedi a lui maggiori delucidazioni.
Camminando ti accorgi di essere giunto in una spiaggia su cui è ormeggiata una barca. Sali sulla barca con il tuo amico e non preoccuparti di nulla. La barca comincerà a muoversi, perché la barca sa dove andare. Osserva il mare intorno a te, goditi il paesaggio. In lontananza vedi già un'altra spiaggia e la barca lentamente la raggiunge. Qui la sabbia è bianca, brillante e finissima. Davanti a te si trova un altro cancello molto più grande degli altri, ma è chiuso e non puoi aprirlo in nessun modo. Limitati a dare un'occhiata attraverso le sbarre. Cosa vedi? Una volta dato uno sguardo attraverso le sbarre del grande cancello, voltati, perché è arrivato il momento di tornare indietro. Raccogli una manciata di sabbia, è finissima e ha la consistenza più leggera della polvere. Usala per tracciare in aria davanti a te la sagoma di una porta. Il contorno da te tracciato si illuminerà di una bellissima luce bianca. Entra e ti ritroverai nel primo giardino che hai attraversato all'inizio del viaggio, il giardino tra la grotta e il cancello del passato. Fai caso se qualcosa qui è cambiato. Poi fissa l'ingresso della grotta, la porta da te disegnata in precedenza, e in un attimo sarai lì. Rientra nella tua grotta, sempre in compagnia del tuo spirito guida, richiudi la porta e questa tornerà ad essere un semplice disegno di gesso. Cancella con le mani il disegno, potrai sempre ricrearlo in futuro, ma adesso è importante cancellarlo. Vai a sederti vicino al fuoco e prenditi qualche istante per comunicare col tuo spirito guida, che potrà chiarirti eventuali dubbi sul viaggio appena concluso o semplicemente darti qualche consiglio. Assapora la dolce sensazione del tepore emanato dal fuoco. Sei di nuovo a casa. Prenditi il tempo che ti occorre. Adesso è il momento di andare. Alzati,
Saluta il tuo amico con un caloroso abbraccio, ringrazialo per averti accompagnato in questo viaggio ed esci dalla grotta. È il momento di tornare. Una volta fuori dalla grotta, fissa con lo sguardo il punto di partenza, lì in riva al torrente, e in un attimo sei lì. Sei di nuovo al punto di partenza, in riva al torrente, sdraiati e osserva i fiori scorrere davanti a te. Ecco che arriva il fiore violetto, poi il fiore indaco, fiore azzurro, il fiore verde, ecco che i contorni cominciano a sfumare lentamente al nero, fiore giallo, fiore arancio, ecco che lo sfondo adesso è completamente nero, e fiore rosso. Fai un bel respiro profondo e quando ti senti pronto puoi aprire gli occhi.